Pronti? 1, 2, 3. Decisamente buona questa con veloce Serafino che va al comando con a largo Giamaica Ferro che cerca posto alla corda avanti ad Atlantide, quindi BB King dei Veltri che è rimasto al largo, poi Viking 3B, ancora Zaza Jet, mentre la più veloce dei penalizzati è stata Unica Kajemar. C'è Numero la 9, rottura di Tiletual Tiletual, squalificato. ancora BVT Eco mentre stoppa BB King dei Veltri il treno di fuori, galoppa Numero Viking 3B, 6, viene di fuori Viking Unica 3B, Kajemar. Intanto squalificato. il leader ha fatto 36 per i primi 400 metri. Serafino guida il plotone con sempre Giamaica Ferro in seconda posizione, Atlantide in terza, Zaza Jet in quarta, di fuori Unica Kajemar. Dopo 600 metri passati in 47 si viene al primo transito davanti alle tribune. Muove in mezzo alla pista Zico che aggira il gruppo praticamente a spesa zero, si porta a lato di Giamaica Ferro. 1-2-9 per il mezzo miglio iniziale con Serafino che guida, Giamaica Ferro che lo segue, Zico di fuori, Unica Kajemar che ha una schiena, poi Atlantide, Zaza Jet, quindi ancora Captain Morgan. Alla retroguardia ci sono BB King dei Veltri alla corda e BVT Eco di fuori. Si va verso il paletto dei 1200 metri conclusivi, 1.35,2 per la metà gara con Serafino che continua all'avanguardia a ritmo di tutto comodo. Giamaica Ferro nella scia, Zico di fuori, una frazione sempre tranquilla in 15,8. Zico di fuori non fa male e quindi Serafino può permettersi di arrivare a un giro dalla conclusione senza aver praticamente mai dovuto pigiare sul gas. Davanti alle tribune una frazione in 15,3, 31,1 questi 400 metri. La curva di destra affrontata per l'ultima volta da Serafino che guida nei confronti di Giamaica Ferro, Zico di fuori, Unica Kajemar in pariglia, lungo la corda sempre Atlantide a precedere Zaza Jet, quindi Captain Morgan mentre cerca di muovere le acque, BVT Eco. 15,4 la curva di destra, Serafino sempre all'avanguardia, 500 metri dalla fine, cerca di muovere in terza ruota Unica Kajemar, la dritta di là passata in 14,7 da Serafino che per il momento è in controllo. Giamaica Ferro chiusa nella sua scia, attende l'open stretch, Zico coraggiosamente di fuori, Unica Kajemar che in terza ruota per il momento non progredisce, mandando in quarta ruota BVT Eco, la piegata conclusiva passata in 14,7 da Serafino che ora deve scappare da Giamaica Ferro che ha la sinistra libera, Serafino in vantaggio, ci prova Giamaica, Serafino che si difende da Giamaica Ferro, Serafino che ha ancora qualcosa da gestire, fil sul palo e c'è il galoppo a fil di palo di Serafino e questo è da rivedere con Giamaica Ferro di dentro. C'è 29,2 la chiusa per Giamaica Ferro e Alessandro Gocciadoro che sono andati su Serafino e Antonio Greppi. Da rivedere sia la fotografia sia il galoppo di Serafino, se prima o dopo il traguardo, con il battistrada che ha cercato la difesa dal finish interno della rivale. E sul palo da rivedere Giamaica Ferro transita comunque davanti a Serafino che probabilmente apre il galoppo prima, anzi quasi sicuramente apre il galoppo prima. In ogni caso Giamaica Ferro transita per prima sul traguardo, Atlantide poi a completare la coppiata, Zico trio, Zaza Jet il quartè e Captain Morgan il quintè. Ovviamente aspettiamo il responso della giuria. Quello che è certo però è il successo da parte di Giamaica Ferro, Alessandro Gocciadoro, guida e training per il poker in giornata, la scuderia Van Dyck GmbH.